La palla canestro Trieste arriva al Pala Carrara sul campo di una Pistoia ultima in classifica con i 2 punti come unica soluzione accettabile, ma anche con la consapevolezza di non poter sottovalutare eccessivamente questa sfida. Zier trova Jutov tutto solo, spara Jutov, sbaglia trovando soltanto il primo ferro, prova a lanciarsi in una transizione furibonda dall'altra parte arrivando dritto fino al ferro. Lorenzo Saccaggi trova 2 punti più il tiro libero supplementare. Prova ad accelerare, Valentine disorienta il diretto avversario con le finte, poi quasi perde il pallone iniziando a prendersi con il pubblico di Pistoia, poi però fa tutto da solo come una vespa che ronza intorno alla sua preda. Denzel Valentine, altri 2 punti per lui e subito più 5 per Trieste. Forest, 2 uomini addosso, Forest in qualche modo trova Cook, gran virata sotto canestro, appoggio di mano destra, addirittura avanti Pistoia ora. Valentine prova a battere con le finte Cook, poi da casa sua Valentine, il primo squillo di questa partita. Denzel Valentine triplona da distanza siderale. Pronto a colpire Sean McDermott, prova a scappare via, allora Trieste più 8. Jutov con un'autostrada, occhi sulla retina, impossibile sbagliare per un cecchino come Gerard Jutov, più 14 di Trieste. Distanza siderale, ma questa volta la mette la tripla. Gianluca Della Rosa prova a dare una scossa emotiva ai suoi. Rozier, Jutov ci prova e la mette. Gerard Jutov, l'uomo di ghiaccio, scocca il dardo, non perdona. Jutov con 2 uomini addosso, 7 secondi rimasti, fuori Rozier con troppo spazio, sbaglia la tripla, rimbalzo offensivo di Candussi, tappin facile facile. Dobbiamo essere bravi come in questi 2 tempi qua, a tenere alti i ritmi difensivi, a share the ball in offense, quindi per passarci la palla in attacco e giocare altri 20 minuti di sostanza. Valentine scocca il dardo, disegna l'arcobaleno, mette la tripla. Pascal con il consegnato per Saccaggi, blocco di Cook, fuori Forest, piedi per terra, tanto spazio per colpire Michael Forest, tripla da una parte, tripla dall'altra, risponde Pistoia, meno 19 ora. Brown fuori, Valentine, piedi per terra, occhi sul canestro. Denzel Valentine, un supereroe con la maglia di Trieste quest'oggi. Qui buon lavoro di Allen che mette a sedere McDermott, trova 2 punti. Fuori Candussi con troppo spazio per colpire in 2 tempi da 3 punti. Candussi e Valentine tra le fila di Trieste. Qui Forest prova a colpire ancora. Quarto sontuoso di Michael Forest che prova a non arrendersi. Qui prova a sfondare fino in fondo con l'inchiodata a 2 mani di Jeff Brooks che mette la parola fine anche da un punto di vista psicologico su questa partita. Non
c'è più nulla da dire. Qui a Pistoia vince la pallacanestro Trieste, che batte l'Estra Pistoia 89-69 in un match a senso unico. Vince ancora Trieste, fa 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Yeah, it's going to be very important with the last 6 or 7 games that we have. Everyone is playing for something, so we want to continue to come out here and play hard and give ourselves a chance to win.